Ecco, sono già arrivando, cominciamo su inquadratura, sono entrato già in via Minerva, che è il cammino che è arrivata a Noca Convento. Nos spostiamo già in toda Sacreia. Ciao Giù. Ti adoriamo Cristo e ti
giorno della paracene e già splendevano le luci del sabato. Maria generò il suo figlio unigenito, lo avvolse in fasce e lo adagiò nella mangiatoia. Giuseppe lo toglie dalla croce, lo avvolge nel lenzuolo e lo pone nel sepolcro. Sono le cure prime e ultime che le mani di una donna e di un uomo prestano a Dio. Toccano il suo corpo, ma non per strappargli qualcosa, bensì per donargli ciò di cui ha bisogno. Dio si compiace molto di essere toccato da chi ama. I pastori riconobbero il Salvatore e Signore. Loro avvolto in fasce e adagiato in una mangiatoia. Noi lo riconosciamo e adoriamo avvolto nella sindone e adagiato nel sepolcro. Il luogo del timore assoluto dell'uomo diventa ora la culla della sua speranza. Preghiamo insieme, rendici più generosi nel bene. Per la tua umiliazione, per la tua sofferenza e la tua croce, per la tua morte e sepoltura. Signore, fa che toccando direttamente la presenza del limite della morte possiamo percepire la vicinanza di una nuova nascita e dalla risurrezione. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Il Cristo, nostro Redentore, vi benedica e vi protegga. Rendiamo